Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro online organizzato dalle sezioni del Movimento Federalista Europeo di Genova, Forlì e della Valpolicella e dalla Gioventù Federalista Europea di Genova. Quello dei cambiamenti climatici è un tema che, nonostante la pandemia abbia monopolizzato il dibattito pubblico, ha continuato ad essere presente, non solo perché è stato detto più volte, possiamo considerare il Covid-19 come un effetto dello sviluppo non sostenibile, che è poi la causa principale del riscaldamento globale, ma anche perché il tema della ripresa economica post-Covid si lega poi a quello che è la transizione energetica e al Green Deal lanciato dalla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Quello della difesa dell'ambiente è sempre stato un tema al centro dell'azione politica e dell'elaborazione teorica dei federalisti, soprattutto in quanto tema globale per definizioni, fra quelle che rende più evidente la necessità di riformare le istituzioni globali, renderle veramente democratiche e responsabili di fronte ai cittadini e soprattutto messe in condizione di governare questi grandi fenomeni come appunto il cambiamento climatico. Questa sera vogliamo trattare questo argomento da un punto di vista particolare, facendo un po' il punto rispetto ad alcune fra le iniziative portate avanti dai cittadini per chiedere alle istituzioni di agire concretamente contro i cambiamenti climatici, su impulso anche di quanto la scienza sostiene ormai da decenni. E proprio a questo proposito, questa sera abbiamo qui anche alcuni esponenti importanti del mondo della ricerca, anche per aiutarci a dare uno sguardo a quelli che sono già dei progetti concreti che, se attuati su larga scala, potrebbero guidare l'Italia, l'Europa e il mondo verso un'economia a emissioni zero. Io avrò l'onore di presentare i primi tre ospiti in questa prima parte, che sarà strettamente legata a tre campagne che vogliamo presentarvi e che ovviamente vi invitiamo a sostenere. Prima di presentarvi questi primi tre ospiti, vi ricordo che potrete rivolgere le vostre eventuali domande ai relatori prenotandovi sulla chat di Zoom o scrivendole sotto i post della diretta a cui potrete assistere sulle varie pagine Facebook: Movimento Federalista Europeo Genova, MFE GFE Forlì, MFE Valpolicella, GFE Genova, Information Campaign on Europe, Europa in Movimento, sardine europee e la nostra Europa, quindi avrete l'imbarazzo della scelta. La prima ospite è Monica Frassoni, presidente della European Alliance to Save Energy, già europarlamentare del gruppo dei Verdi Europei, dal 2009 al novembre del 2019 copresidente del Partito Verde Europeo. Ma stasera è qui con noi soprattutto in veste di promotrice dell'iniziativa dei cittadini europei lanciata da Humans, una piattaforma che nasce su iniziativa di Marco Cappato e che ha l'obiettivo di difendere la democrazia, l'ecologia e il benessere attraverso la mobilitazione democratica dei cittadini. La campagna si chiama Stop Global Warming. Quindi la prima domanda che pongo è questa, Monica: quali sono gli obiettivi di questa iniziativa dei cittadini europei e quali sono le misure che vengono proposte per fermare i cambiamenti climatici? Prego, lascio la parola a Monica. Mi smuto. Beh, prima di tutto buonasera a tutti da Bruxelles, sono molto contenta di avere questa occasione. La vera tragedia del Covid-19 ci fa anche scoprire dei nuovi modi di dialogare che magari non avremmo mai pensato di utilizzare. E quindi pur appunto nel dramma nella quale molte persone stanno vivendo, almeno questa è una situazione che possiamo considerare positiva, almeno io la penso così. Allora, la campagna Stop Global Warming nasce prima di tutto dalla necessità di mobilitare il massimo numero di persone nel massimo numero di paesi in una situazione nelle quali le mobilitazioni fisiche e anche prima del Covid a livello internazionale e transnazionale non sono semplicissime
e nasce anche dalla volontà di portare questa discussione sullo stop global warming e sugli strumenti democratici per portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni questi temi, utilizzando questo strumento che è stato messo nel trattato europeo ormai parecchio tempo fa, e che dà la possibilità a 1 milione di cittadini che sottoscrivono una proposta di legge sostanzialmente di poterlo fare, di poter arrivare alla Commissione, perché la Commissione proponga una normativa e poi la faccia, inizi, diciamo così, un iter legislativo. Quindi la prima, ovviamente non stiamo parlando di uno strumento super facile, perché raccogliere 1 milione di firme è evidentemente, da 7 paesi diversi, è evidentemente complicato, però ci premeva utilizzare questo strumento come modo attraverso il quale i cittadini partecipano direttamente o sono direttamente coinvolti nella proposta di una norma europea, che non stiamo parlando di una proposta così, ma stiamo parlando veramente di una normativa, e ci interessava farlo sul tema di quella che anticamente si chiamava la carbon tax, cioè oggi chiamiamo invece carbon pricing, perché questa iniziativa mette insieme varie ambizioni. La prima, ne ho già parlato, è il tema europeo, nel senso che è una iniziativa che si mette in una procedura che esiste, che è l'iniziativa dei cittadini europei, che ha una dimensione sovranazionale e che ha come obiettivo quello di tassare o perlomeno di mettere un prezzo alla CO2, che è l'elemento, il gas clima alterante dal quale ci dobbiamo al più presto liberare, e quindi mettere un prezzo a tutte quelle attività che lo producono, sostanzialmente rendendole più costose, e raccogliere le risorse che da questo carbon pricing provengono per finanziare dei progetti di trasformazione ecologica dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico del nostro sistema produttivo. Quindi da una parte c'è, appunto, dicevo, l'idea dell'Europa, la seconda è l'idea che disincentivando la produzione di CO2 noi arriviamo a ridurre più facilmente le emissioni, e inoltre abbiamo la possibilità di liberare delle risorse per finanziare questa transizione, che non è gratis. Quindi questa è un po' l'idea di questa campagna. Chiaramente, come dicevo, l'obiettivo di raccogliere 1 milione di firme è difficile, ma questo è anche il modo attraverso il quale noi abbiamo cominciato a contattare tanti gruppi, tante persone, eccetera, che non sono necessariamente nell'ambito degli ecologisti, perché evidentemente per questa campagna, perché questa campagna abbia successo, noi non ci possiamo soltanto basare anche sugli ecologisti. Chiaramente in molti paesi hanno milioni di voti, quindi da dire non sarebbe poi così complicato, così difficile, ma penso che la cosa che perlomeno a me interessa di più in questo momento è riuscire ad allargare la sfera dei movimenti e dei gruppi e dei cittadini che possono essere portati a sottoscrivere e a diffondere questa campagna a partire da queste 3 priorità di cui ho parlato, quindi Europa e partecipazione, la questione della tassazione o dell'attribuzione di un prezzo a un'attività dalla quale dobbiamo scappare al più presto, e il finanziamento di attività che positivamente ci permettono di favorire questa transizione. Grazie mille Monica, e ovviamente siete tutti caldamente invitati a firmare. Sì, www.stopglobalwarming.eu. Perfetto. E tra l'altro, se posso dire una cosa rapidissima, un'altra cosa divertente è che i ragazzi di Eumans si inventano ogni giorno qualcosa di diverso, e quindi devo dire che anche noi come federalisti potremo sicuramente partecipare ancora di più. Adesso, a parte la campagna Stop Global Warming, ce ne sono tante altre, c'è quella su aerostraniero, insomma sulla migrazione, eccetera, eccetera, ma proprio dal punto di vista del metodo, dell'inventività, ci sono un sacco di cose dalle quali noi potremo sicuramente trarre ispirazione. Grazie per avercelo ricordato, e buona serata. E tanto Monica rimarrà qui con noi fino alle 10, giusto? Quindi sì.
purtroppo ci dovrà lasciare. Comunque, grazie ancora per il tuo intervento. Allora, il nostro secondo ospite invece